stiamo innovando, portando sempre più curiosità al consumatore. Granchio blu che continuiamo a sentire a parlare e che ci riempie la bocca tutti i giorni dai telegiornali alle problematiche, però credetemi io non l'ho mai assaggiato, no? E oggi qui al Casius, no, per la prima volta la pizza con il granchio blu. Abbiamo una mozzarella che è un'eccellenza, la mozzarella STG, che è un prodotto veramente squisito, dolce, lo si può mangiare in qualsiasi momento, consigliabile a tutti, è un pranzo, è una cena, no? E è una goduria quando si mangia un prodotto del genere. In una confezione, l'ultima confezione che abbiamo fatto, totalmente riciclabile, perché è un prodotto, no, che va messo nella carta, niente plastica, e io credo che tutelare l'ambiente sia un dovere di tutti, da noi produttori al consumatore. Abbiamo portato anche i nostri 140 anni di storia, perché questa è la data, 1883, siamo qui. Questo scenario bellissimo, con questa manifestazione, con tutti questi formaggi, che è qualcosa di meraviglioso, perché è anche una gara tra di noi, ma la cosa più bella è quella di presentare il prodotto alla popolazione, al pubblico, e vedere le eccellenze che stiamo facendo. I premi fanno piacere, perché logicamente quando si prende un premio è sempre un qualcosa anche per chi lo fa, i carrari, i nostri produttori di latte, perché bisogna ricordare che senza il latte, senza la fatica dei nostri allevatori, tutto questo non ci sarebbe. Devo ringraziare Bruno Bernardi e Terenzio Borga che fanno tutto questo, perché credo che sia un grande impegno da parte di loro, no? E noi li ringraziamo per continuare a portare avanti questa bellissima manifestazione che dà lustro a tutto il nostro Veneto, assieme al nostro governatore e a tutti quelli che sono gli assessori e la parte politica che viene e sostiene il nostro mondo.